Caro Ivo Gallo. Caro Lele Marcassa. Sei pronto? Prontissimo. Inizia una nostra nuova avventura. Un nuovo viaggio. Tra paesaggi straordinari. Natura, alberi, lavoro. Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi. Inizia la Racola. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Contentissimo, ma dove mi hai portato? Siamo a Padova! Ah dai! Una delle piazze più grandi d'Europa, Prato della Valle. Da qui inizia la nostra avventura alla scoperta del patrimonio UNESCO Urbs Picta. Sì, ma ti correggo perché qui a Padova non è UNESCO, è Duesco. Ok. Perché c'è anche l'orto botanico. Andiamo alla scoperta! Vuoi? Via! Ti seguo! Una delle città più importanti del Triveneto, con i suoi 210.000 abitanti, è un polo importante dal punto di vista culturale. Pensate che qua è nata la seconda università più antica del mondo e la leggenda racconta che sia stata fondata dal principe troiano Antenore. In realtà i documenti ci raccontano che ci fu una comunità stabile di veneti già dal XIII secolo a.C. Poi, più avanti nel tempo, nel 226 a.C., si instaura questa alleanza con la potenza romana in totale ascesa nella battaglia contro i Galli Cisalpini. Nel 49 a.C. diviene municipium della X Regio e qua inizia un bel periodo di sviluppo, perché Padova si attesta come realtà proto-industriale in cui si lavoravano le lane provenienti dall'altopiano di Asiago e soprattutto era un luogo fondamentale per un incrocio di vie importantissime. Ne cito solo due: Via Annia e la Via Gallica. Sto pensando al nome, ci sono due teorie. La prima dice che derivi da Padus, cioè l'antico nome del fiume Po, pianura padana. Invece la seconda teoria è indoeuropea, dal suffisso pat, che significa luogo pianeggiante, av, come timavo, av, e poi ium, la terminazione latina, e quindi il nome Patavium. Questo l'antico nome della città. La Padova classica diede i natali al grande storico Tito Livio.
poi ci fu un periodo molto confuso con le invasioni delle popolazioni dal nord Europa, arrivano gli Unni da est nel 452 e poi nel 601 i Longobardi. In epoca medievale, che è forse il momento più importante per lo sviluppo della città, ci fu un periodo ghibellino sotto Ezzelino III da Romano. Alla sua morte Padova diventa guelfa. Il grande splendore però inizia nel 1318 con l'arrivo dei Carraresi. E qua inizierà questo nostro percorso che cercheremo di raccontare, legato a quell'importante secolo che ha sviluppato l'arte e la scienza e che poi ha portato questa città ad essere primeggiante dal punto di vista dell'evoluzione culturale, non solo per il Veneto ma per tutta Italia. Padova è stato un centro culturale davvero d'eccellenza. Nel 600 insegna matematica a Galileo Galilei, poi vari scontri con i Visconti e con gli Scaligeri, e nel 1405 arriva la Serenissima Repubblica di Venezia, altro periodo di splendore, e Padova manterrà questa sua forza culturale attraverso grandi nomi e soprattutto grazie a questa antica università. Qui insegnò per 18 anni lo scienziato, il primo scienziato della storia, Galileo Galilei. Altri cambiamenti nell'Ottocento durante il regno lombardo-veneto, poi l'unione al Regno d'Italia e poi la Padova, evidentemente conosciamo ancora oggi. La città dei tre senza. Il prato senza erba, l'attuale Prato della Valle, il caffè senza porte, il caffè Pedrocchi, perché in tempi antichi era aperto tutto il giorno, H24 come si direbbe oggi, e il santo senza nome, perché la grande basilica di Sant'Antonio è chiamata semplicemente il Santo. Ora andremo alla scoperta di questa meravigliosa città, le emozioni iniziano a voleggiare e viviamo questa Urbs Picta e soprattutto una città dominata da questa torre che per 1000 anni ha controllato tutto quello che è accaduto qui intorno, dal periodo classico all'arrivo delle università e dei liberi comuni sino al Rinascimento e poi ancora altro, rendendola oggi una città vivissima, ricchissima e ancora in continua evoluzione con lo splendore che l'ha sempre caratterizzata. Siamo all'interno della chiesa dedicata a San Filippo e a San Giacomo degli Eremitani. Fa parte di questo grande complesso monastico. All'interno del convento oggi sono ospitati i musei che vedremo fra poco. La chiesa si manifesta nella sua essenzialità medievale. La facciata è a capanna con un grande rosone che crea questa apertura di luce davvero imponente e una pseudologgia con 5 arcate nella parte inferiore. Ciò che è importante è quello che contiene questa chiesa, sempre nel nostro percorso legato al ciclo trecentesco che ha reso questa città Urbs Picta. Alle mie spalle la Cappella Maggiore e qua l'opera è di Guariento di Arpo, il quale, seguendo l'evoluzione dettata all'inizio da Giotto, qualche decennio più tardi, insiste invece sulle architetture dipinte nel racconto di queste storie, dedicate appunto ai santi Filippo, Giacomo e anche Agostino, in cui l'architettura dipinta è trionfante. Quindi c'è un altro piccolo passo in questa evoluzione che ci porta da Giotto poi invece al Rinascimento. Ci sono molte cappelle all'interno di questa chiesa, volute dalle nobili famiglie del tempo per dare lustro alla propria presenza in città. Insomma, chi aveva la cappella
più bella, decorata nel modo più fine ed elegante, trionfava a livello di presenza nella società padovana del tempo. E infatti all'interno di questa chiesa c'è anche una cappella che è stata dipinta da Giusto de Menabuoi, in cui tra le arti liberali, la magnificenza di Sant'Agostino, inizia invece a primeggiare il colore rispetto alle strutture. Quindi all'interno di questa chiesa c'è il passaggio dal mondo giottiano a quello che poi diventerà il colore della pittura veneziana. Infatti successivamente a questo periodo storico importante per Padova, a un certo punto a Venezia emergeranno Bellini, Giorgione e ovviamente più tardi Tiziano Vecellio, in cui il colore della pittura veneta diventa davvero assoluto. Ultima cosa, è bello sapere come questa società medievale fosse molto moderna, perché gran parte delle committenze contenute all'interno di questa chiesa, nelle cappelle, erano committenze femminili, quindi Padova era una città già assolutamente moderna. Finalmente ho raggiunto gli spazi museali degli Eremitani. Questa è una sezione dedicata alla pittura dal 300 all'800, quindi una gigantesca pinacoteca che emoziona dal primo momento in cui si entra in questo spazio. E in questo nostro percorso evocativo, che ci porta alla scoperta di alcune tappe di questo grande percorso artistico che dal 2021 è divenuto patrimonio mondiale dell'UNESCO, troviamo l'essenza dell'arte veneta, ma per certi versi anche lombarda, e l'esplosione di quella cultura umanistica figlia di quel 300 giottiano che ha permesso in effetti l'evoluzione della cifra stilistica dell'Occidente. E quindi la Cappella degli Scrovegni è innanzitutto un'opera fondamentale di quegli affreschi giottiani che sono l'essenza dell'arte medievale. Quando si iniziava a pensare alla prospettiva, alla visione spaziale più completa, iniziava il realismo delle figure, dei volti, delle persone. Però all'interno di questa grande pinacoteca c'è in effetti un'opera di Giotto davvero incredibilmente bella, che è un crocifisso, il quale a suo tempo era contenuto all'interno proprio della stessa Cappella degli Scrovegni. C'erano due opere non affrescate di Giotto, ma dipinti su tavola, che sono stati poi nel tempo spostati all'interno di questo spazio museale. E lì c'è l'essenza e la bellezza che questo grande artista ha regalato e donato alla città di Padova ormai molti secoli fa.
Ed è questo che è piaciuto alla Commissione Mondiale, che ha deciso che questo viaggio fosse effettivamente degno di quella unicità culturale da permettergli di essere iscritto in questi patrimoni che tutto il mondo ci invidia. Però all'interno della galleria degli Eremitani troviamo tantissimi altri artisti che sono stati trionfatori del 300, del 400, del Rinascimento, del Manierismo, sino appunto ad arrivare al XIX secolo. Ciò che a me ha colpito più di altre, parlo di opere pittoriche qui contenute, sono per esempio il tratto di Tiziano Vecellio, che non è su tela questa volta, bensì su un cassone di legno, e richiama le Metamorfosi di Ovidio, che era un tema che in quel momento storico, tra virgolette, andava di moda. I grandi patrizi veneziani usavano affrescare le proprie dimore proprio con le tematiche tratte da quella grande opera umanistica di Ovidio. E forse è quello proprio il tratto che ci permette di arrivare al Rinascimento. Poi qui ci sono per esempio il Mantegna con un piccolo disegno inchiostrato, però davvero originale e importante. Troviamo gli Angeli del Guarento, questo enorme pittore padovano. Alle mie spalle il Romanino, che si richiama, essendo lui lombardo, però alla pittura veneta, e quindi c'è questo trionfo della Madonna con i santi in quella disposizione piramidale tipica per esempio del Giorgione, ivi contenuto anch'esso in questo museo. C'è il Bellini, c'è il Canova, ci sono davvero i più grandi artisti rinascimentali del nord Italia che si fanno belli ai nostri occhi all'interno di quello che un tempo era un convento e che oggi è uno scrigno essenziale, fondamentale e stupendo di arte. Padova, l'Urbs Picta. Stiamo scoprendo patrimonio dell'umanità, il ciclo degli affreschi del 1300. Ma lo sapevate che ha un altro patrimonio dell'umanità? L'orto botanico. Pensate, il più antico orto botanico universitario che ha mantenuto la sua ubicazione originale. È da visitare, dovete venire qua dal vivo. Io qui sono dinanzi all'anziano del parco, all'albero più vecchio, pensate, è stato piantumato nel 1680. Questo platano orientale, il platano, quest'albero maestoso con la chioma piatta, da qui il suo nome scientifico ma anche il nome italiano. Ippocrate amava quest'albero, sotto il quale usava curare i suoi pazienti e istruire i suoi studenti, quindi simbolo di conoscenza. Ma quest'albero in particolare è anche simbolo di resistenza, perché probabilmente nel tempo un fulmine lo colpì e lo squarciò. Si nota chiaramente lo squarcio centrale, ma ha mantenuto la sua struttura e, come dire, il suo sangue, la sua linfa, ha continuato a scorrere dentro di lui per alimentare i suoi rami e le sue fronde e continuare a darci ombra.
Per questo, con molto rispetto, ora mi avvicinerò a lui e lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Siamo arrivati in Piazza Duomo, nel cuore della città di Padova, una chiesa importante, la cattedrale, che sembra un po' spoglia dall'esterno. In realtà, nel suo battistero è contenuta un'opera pittorica davvero magnifica. Siamo all'interno di questo percorso dell'Urbs Picta e il battistero è stato affrescato nel 1376 da Giusto de Menabuoi e racconta la salvezza attraverso episodi di vita di Cristo e di San Giovanni Battista. E ci sono molti particolari che attestano l'importanza di questo ciclo pittorico, ma ci racconterà alcuni dettagli la dottoressa Silvia Gorgi. Ciò che mi colpisce umanamente è che questo lavoro rappresenta il connubio tra l'arte pittorica del Trecento, voluta dai grandi nobili, e l'Università di Padova. Quindi gli artisti erano influenzati dagli studi scientifici della matematica e dell'ottica. Infatti Giusto de Menabuoi riesce ad annullare quella divisione che c'era tra architettura, scultura e pittura. Innova l'iter pittorico iniziato dal buon Giotto, e qua siamo al trionfo della pittura di fine Trecento che apre, spalanca le porte proprio al Rinascimento italiano.
all'interno del Battistero di Padova, che è uno dei luoghi della Urs Picta, degli 8 luoghi che sono diventati patrimonio UNESCO. È un luogo incredibile, particolarissimo, che va assolutamente conosciuto, in primis per questa cupola pazzesca dove ritroviamo il Cristo Pantocratore, fra cerchie di santi e santi, e anche per, diciamo, una particolarità molto interessante: la committenza legata a questo battistero è di una donna, di Fina Buzzacarini, moglie di Francesco il Vecchio, che era appunto della famiglia dei Carraresi, che volle il battistero come mausoleo per la sua famiglia. La cosa interessante è che all'interno di questo, diciamo, battistero lei è rappresentata in una serie di affreschi. In uno in particolare, nei Miracoli di Cristo, possiamo vedere accanto a Fina Buzzacarini Francesco Petrarca, proprio perché venne alla corte dei Carraresi, prima con Jacopo II nel 1349 e poi tornò con Francesco il Vecchio, che ritroviamo anche accanto a Francesco Petrarca. Si dice che diciamo, a livello filosofico, da un certo punto di vista, questo battistero, che è dedicato a San Giovanni Battista, sia stato proprio voluto da Francesco Petrarca. Uno dei segni e dei segreti è legato all'Apocalisse, dove viene rappresentato il mostro a 7 teste, con sopra ognuna di queste teste delle tiere papali, perché Petrarca voleva denunciare in quel periodo la Chiesa che si era spostata da Avignone e, diciamo, il decadimento e la corruzione che c'era all'interno dello Stato Pontificio. E un'altra particolarità, fra i vari aneddoti, è che ritroviamo nella costruzione della Torre di Babele quello che viene considerato il primo infortunio sul lavoro, perché vediamo una sorta degli operai del 300 che cadono dalla torre e che vengono appunto rappresentati. Sì, sono contenti, esatto. Era un po' che non la vedevamo. Come stai, Sida? Come stai? Guarda, benissimo, e anch'io sono piena di energia per raccontare di nuovo Padova. Allora, siamo all'interno di un luogo straordinario che fa parte di questo percorso meraviglioso che è diventato, come sappiamo, un patrimonio dell'umanità, l'Urs Picta, che tu e Matteo avete raccontato in uno straordinario film. Guarda, è uscito a novembre ed è stato una sorta di film evento, un documentario d'arte dal titolo Urs Picta, Giotto, il sogno del Rinascimento, che ho scritto e sceneggiato insieme a Matteo Strucul, e che appunto racconta i luoghi della Padova del 300, ma soprattutto questo secolo d'oro. Un secolo d'oro perché a Padova in quel momento c'era una, come dire, quasi congiuntura astrale particolarissima, visto che all'interno dell'università era nato una sorta di preumanesimo grazie a figure di intellettuali come quella di Lovato De Lovati e di Albertino Mussato, e c'era una particolare attenzione al recupero del latino e della lingua nella forma più alta, e questo è un elemento fondamentale per far arrivare poi in città, perché arriverà, chiamato proprio dai Carraresi, Petrarca nel 1349, e lì saremo veramente in pieno umanesimo. Insieme a questo ci sono degli elementi anticipatori del Rinascimento che ritroviamo di sicuro con Giotto all'interno della Cappella degli Scrovegni, con questa sua umanizzazione del sacro, con questa sua ricerca della prospettiva, con la scienza che entra a far parte del mondo pittorico e che in qualche modo diventa un modello che sarà utile per tutti i pittori chiamati dalle corti e soprattutto in particolare dai Carraresi dalla metà del 300 fino alla fine del secolo, e che ci porterà addirittura nel 400, quindi questa sorta di committenza, di mecenatismo, certo, che poi diventerà importantissimo nella Firenze del 500, e che nel 400 ci porterà ad esempio anche Donatello, perché ovviamente arriva in città anche Cosimo de' Medici e Pallastrozzi. C'è un rapporto particolarissimo fra Padova e Firenze, due città guelfe che si sono sempre sostenute da un punto di vista politico, che hanno avuto interessi economici come ad esempio quelli legati alla lana, che le hanno sempre unite, e anche a livello di intellettuali. Non a caso avremo appunto Donatello e nel 600 Galileo Galilei.
quindi insomma diciamo che Padova aveva una vista lunga anche più degli altri, è arrivata un po' prima. Sì, davvero, è stata anticipatrice in tutta una serie di questioni, e noi in qualche modo l'abbiamo cercata anche di raccontare attraverso un approfondimento, quindi dal documentario siamo arrivati a questo libro, Padova segreta di Giotto, in cui appunto raccontiamo questo incredibile Trecento. Piccola curiosità, cara Silvia, per leggere questi affreschi ci vorrebbe molto tempo. Tu qualcosa ci hai già raccontato, ma ci sarebbe veramente l'immensità narrativa all'interno di questa iconografia. E mi ha colpito quel tondo che si vede, cosa rappresenta? Beh, allora, qui davvero partiamo dall'inizio, dalla creazione del mondo. Abbiamo il mondo allora conosciuto e in questo planisfero ritroviamo quel mondo che poi, insomma, diventerà il mondo di oggi. Padova ha brillato anche appunto nella scienza astronomica. Andiamo a vedere com'è cambiata la visione dell'universo all'interno della fantomatica specola. Grazie Silvia. A voi. Grazie. E siamo giunti alla Specola, l'osservatorio astronomico di Padova. Qui il nome Specola, come si chiamava un tempo. Una torre antica, dove c'è un connubio tra modernità, scienza e storia antica. Pensate che venne istituito nel 1767 e rimase autonomo fino a tutto il Novecento. E adesso è una delle strutture più importanti dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Questa torre nasce nel IX secolo d.C. come torre di avvistamento, poi diviene addirittura un carcere sotto Ezzelino III da Romano dal 1242 al 1256. Successivamente è la torre principale del castello dei Carraresi e rimane tale, diciamo, sino all'arrivo dei veneziani, quindi sino al 1405. La parte superiore della torre è quella che è divenuta poi un centro davvero importantissimo in tutto il mondo per la ricerca astrofisica. E i veneziani ebbero questa grande idea di utilizzarla per lo studio, per la scienza, e come sappiamo il primo grande astronomo e scienziato della storia fu Galileo Galilei, che proprio a Padova insegnò matematica per 18 anni. Adesso entreremo, conosceremo la direttrice di questo importante istituto scientifico e capiremo un po' come ha funzionato nel tempo e cosa si fa oggi qui alla Specola.
piacere essere con la direttrice di questo luogo meraviglioso, carico di storia ma vivo, dove si produce una ricerca internazionale di altissima qualità. Dottoressa, cosa fate all'interno della Specola? Allora, qui all'Osservatorio Astronomico di Padova si fa ricerca astrofisica di eccellenza in tutti i campi dell'astrofisica moderna. Quindi si studiano dalle galassie, buchi neri, cosmologia, stelle, pianeti extrasolari, corpi del nostro sistema solare, alte energie, onde gravitazionali e così via. E si fa anche ricerca di storia dell'astronomia. Quindi questo è un centro di ricerca rinomato nel mondo a livello internazionale. Sappiamo che inizia tutto nella seconda metà del Settecento e ci sono proprio degli oggetti e dei luoghi all'interno di questo complesso antico che ci ricordano l'astronomia di un tempo, quasi, mi viene a dire. Assolutamente, lo vedete anche qui intorno, ma insomma ci sono tanti oggetti esposti, ma quello che è importante per noi è collegare questi strumenti antichi con la strumentazione moderna, perché qui oltre a fare ricerca astrofisica diciamo di base, quindi osservativa e anche teorica, si fa anche ricerca tecnologica, cioè si studiano, si sviluppano delle nuove tecnologie per le osservazioni da terra e dallo spazio. Fantastico. Ed è un luogo che si può visitare? Assolutamente sì. Il Museo della Specola è aperto al pubblico. Sono tanti visitatori che vengono a trovarci durante l'anno, il sabato e la domenica pomeriggio è aperto alle visite individuali e in estate anche ci sono aperture serali molto suggestive alle 20:30, 21:30 e abbiamo anche tantissimi gruppi e scuole che vengono a trovarci. Noi vi ringraziamo per la gentilezza, la disponibilità. Diamo un'occhiata a questo monumento della città di Padova, ma che è una sorta non di torre direi, ma di ponte verso il futuro. Grazie. Grazie. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi e in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano, spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio, ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo, ti scioglierai, dietro a una scia un soffio, un velo, ti staccherai perché ti tiene su soltanto un filo. Dottoressa, questa è un'aula, una stanza, un locale in cui modernità e storia si uniscono insieme. Da 257 anni qui alla Specola, infatti, si cerca di comprendere le leggi che regolano l'universo. Quindi, se vuoi, in questo luogo, il vero fascino di questo luogo è il connubio tra storia e scienza, astronomia e arte, che qui sono legate in modo indissolubile. E i visitatori che vengono a trovarci ogni anno questo lo sentono, lo avvertano e secondo me rimangono doppiamente affascinati. Poi una cosa che mi balza per la testa pensando a Padova, alla sua bellezza, alla sua storia e alla scienza, il fatto che lei sia nativa di Pisa,
come potremmo dire un suo illustre collega del 1600. È vero, io sono nata e ho studiato, ho fatto l'università a Pisa, però sono padovana da tantissimi anni, ho fatto il dottorato di ricerca qui, io mi sono laureata in fisica a Pisa, poi qui ho fatto il dottorato di ricerca in astronomia e poi sono diventata ricercatrice via via e al momento ho l'onore di dirigere questo posto meraviglioso. Il suo collega nel 1609 riuscì a costruire in modo artigianale il primo telescopio moderno, possiamo dire, perché insegnava matematica all'Università di Padova ed è rimasto qui per 18 anni. Peraltro quella scoperta che cambiò il mondo dello studio delle stelle, ma servì anche ai veneziani per altri motivi. Infatti ci fu una sorta di connubio politico-scientifico per cui il cannocchiale famoso di Galileo doveva essere utilizzato nelle imbarcazioni per motivi militari e commerciali. Quindi no, è curiosa questa cosa che entrambi siete pisani e lavorate a Padova. Lui ha lavorato a Padova, lei sta lavorando come direttrice qui a Padova. Se posso dire, Galileo certo. non ha solo cambiato la storia dell'astrofisica, ha cambiato la storia della scienza, perché lui ha creato il metodo scientifico che si applica in tutti i campi della scienza, che significa osservare, verificare le proprie teorie sulle osservazioni o sulle sperimentazioni in alcune scienze e poi rielaborare, rimodificare le proprie teorie. Questo è il metodo scientifico di Galileo. La ringrazio davvero. Grazie a voi. Siamo in un laboratorio di validazione e calibrazione dell'Osservatorio Astronomico di Padova. Si validano strumenti scientifici dedicati agli astronomi e alle loro analisi. Questi strumenti scientifici sono customizzati, non si trovano commerciali, è necessario costruirli e sono sempre più raffinati e complicati. Necessitano di due grandi fasi, una fase di validazione e una fase di calibrazione. La validazione significa validare il concetto scientifico per cui sono stati pensati e la calibrazione significa dare la ricetta per decodificare i dati che vengono ottenuti. Ad esempio, qui abbiamo anche la PanCam, che è una camera che servirà per esplorare le cave e i tunnel lunari che saranno destinati alle prossimi insediamenti umani ed esplorazioni più profonde della Luna. Su chi vol la gatta, su chi vol la gatta. Quest'urlo di scherno diventato famoso in occasione dell'assedio del 1509 da parte degli imperiali di Massimiliano d'Asburgo. Perché quest'urlo di scherno? I padovani che difendevano questo luogo, il bastione di Codalunga, il quartiere per la forma che aveva, il quartiere di Padova, usavano sventolare una gatta dicendo venite a prenderla voi asburgici se ci riuscite, perché loro usavano un'arma che sembrava chiamassero gatto. E da lì il bastione prese il nome proprio da questa gatta che veniva sventolata, quindi diventò il bastione della gatta. L'urlo non era solo di scherno nei confronti dei nemici, ma anche serviva per dare coraggio a chi stava difendendo la città, e in quell'occasione i padovani ci riuscirono. Questo luogo è famoso
anche per altri eventi storici, anche tristi, più recenti. Ma di questo ce ne parlerà Fabio. Abbiamo raggiunto Fabio, che è espertissimo del Bastione della Gatta. Cosa è successo nel 1916? Nel 1916, negli spazi interni del Bastione della Gatta, nelle cosiddette casematte, si erano rifugiati dei cittadini di Padova per cercare di proteggersi, di sfuggire ai bombardamenti della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. E purtroppo l'11 novembre del 1916 una bomba è caduta all'ingresso di questi spazi e ha fatto una terribile strage, 93 vittime. All'epoca considerate che ovviamente i bombardamenti erano i primi che venivano realizzati sulle città, quindi l'effetto era assolutamente sconvolgente. Questa strage ebbe un eco internazionale. Padova poi non fu più toccata dai bombardamenti per un anno intero, pur avendo un ruolo strategico, proprio per questo terribile avvenimento. Fu una strage in gran parte di donne e bambini, il 40% delle vittime aveva meno di 16 anni. Quindi questo luogo tristemente protagonista di questo evento, però poi è diventato qualcos'altro nel tempo. Esatto, perché nel 1925, quindi qualche anno dopo, vi è l'esigenza di realizzare il primo serbatoio, la prima torre serbatoio dell'acquedotto pubblico. Si sceglie questo sito e nella costruzione del grande serbatoio, che è un'opera architettonica comunque notevole per l'epoca anche ingegneristicamente, ricavano nel basamento la cappella nella quale noi siamo, che funziona quindi da memoriale, insomma, di questo avvenimento, di questa strage. E dentro questa cappella oggi cosa succede? E dentro questa cappella, che il Comitato Mura ha recuperato perché era diventata un magazzino, era caduta nel dimenticatoio nel corso dei decenni, l'abbiamo riscoperta, l'abbiamo riaperta, vi è stato anche un restauro a cura del Comune per il centenario della Grande Guerra. Abbiamo installato due iniziative, una mostra dedicata agli aspetti che legano Padova appunto alla Grande Guerra e a questo fatto specifico, e poi un'installazione multimediale che prende il nome di Mura Vive, che si trova anche in altri luoghi delle mura di Padova e che racconta in pratica questo luogo con delle tecniche ovviamente di storytelling e di multimedialità, insomma, che siano il più possibile coinvolgenti e moderne. Avete sentito? È veramente esperto. Grazie per averci raccontato questo. Noi ci prendiamo una piccola pausa. Questo nostro percorso legato al patrimonio UNESCO, Urbs Picta. Questo è l'ultimo edificio religioso che fa parte di questo percorso pittorico così importante per la città di Padova, in quanto è datato 1397, quindi l'ultimo ciclo, e soprattutto è un oratorio un po' meno conosciuto rispetto ad altri importanti edifici sacri in cui troviamo questi affreschi così straordinari, non solo per l'epoca in cui vennero dipinti, ma per la nostra contemporaneità. Oratorio di San Michele, che viene costruito sulle rovine di un precedente edificio sacro, quasi certamente longobardo, alcuni dicono bizantino. Ciò che vediamo oggi, appunto come dicevo poc'anzi, è di fine 300 e questo contenuto è davvero strabiliante.
C'è un ciclo che racconta la storia della Vergine Maria, prodotto e dipinto da un grande artista trecentesco che è Jacopo da Verona, probabilmente giunto in città seguendo il lavoro di Altichiero da Zevio, quindi sempre nelle zone veronesi. Probabilmente qui c'è il compendio dell'evoluzione della pittura giottesca, la ricerca dello spazio, della prospettiva e poi soprattutto i volti che divengono più realistici, molto più drammatici. Jacopo da Verona utilizza i volti della famiglia committente come personaggi delle storie che racconta, quindi personaggi davvero esistiti. E poi l'Annunciazione, che è un grande affresco a episodi in cui però Jacopo da Zevio ci restituisce quella che era la vita quotidiana durante il Medioevo e guardando proprio il pavimento, la sedia di paglia dove si trova la Madonna che riceve l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele, sembra di vedere una casa del 1300 ma che è molto simile anche a una casa degli anni 40 e 50 del Novecento, almeno qui in Veneto. Quindi una fotografia del tempo e in ogni caso all'interno di questo piccolo oratorio sacro contenuta quell'arte che apre le porte in Italia all'umanesimo e al Rinascimento. Liutaio, colui il quale costruisce liuti e per estensione costruisce strumenti a corda pizzicata o sfregata. Essenzialmente un artigiano, una persona che crea arte con le mani. E qui siamo in presenza di un'eccellenza padovana, ma non solo padovana, italiana, che vende in tutto il mondo, Enrico. E sono realmente emozionato perché subito gli chiederò come mai ha deciso di avvicinarsi alla musica e perché in questa maniera, cioè costruire la possibilità di far musica. Bella domanda. Allora, partiamo dal periodo delle medie, no? Come età, perciò 13-14 anni. Mio padre era un chitarrista di chitarra classica, perciò a casa mia giravano strumenti, pianoforte, chitarra, anche qualche violino, perché mio nonno era abbastanza appassionato di questo genere di cose. Finito le medie mi sono trovato davanti al bivio. Cosa faccio? Il liceo scientifico come tutti i miei amici o qualcosa di diverso? E mi ha parlato di questa scuola internazionale di liuteria Antonio Stradivari, famosa in tutto il mondo, di Cremona, e la scuola ci ha formato. Quando abbiamo finito il nostro percorso, ahimè, per qualcuno dei miei vecchi compagni di classe, la selezione ne ha portati a far uscire, compreso me, 6 persone su 24. Perciò dopo il periodo del diploma, un periodo di apprendistato nei laboratori di alcuni maestri che mi hanno permesso poi di approfondire alcune tecniche. Poi mi sono specializzato con 2 restauratori di fama internazionale in restauro, perché anche quello fa parte del lavoro del liutaio, e poi ho iniziato a lavorare a Cremona e ho aperto bottega, sono andato avanti e sono passati gli anni. Poi ho deciso negli ultimi anni di trasferirmi a Padova. A Padova perché? Perché mi sono sposato con una padovana. Per amore. Per amore. No, principalmente io costruisco violini, viole, violoncelli, viole da gamba. Ho costruito anche chitarre, ma negli ultimi anni non costruisco più chitarre perché la mia passione sono gli strumenti ad arco.
E per questo genere di strumento utilizziamo principalmente 2 tipi di legno. Quello più famoso è l'abete rosso maschio della Val di Fiemme. Questo abete ha delle caratteristiche dal punto di vista acustico straordinarie, le migliori in assoluto per gli strumenti ad arco. L'albero di risonanza. L'albero di risonanza, esattamente. Questo è l'abete, la Picea eccelsa viene definita. E l'altro materiale molto interessante è l'acero. A noi servono alberi molto grandi con una lunga vita per avere un diametro importante per poter ricavare, per dire, il violoncello deve avere una certa dimensione, il tronco per poterlo ricavare, il violino no, insomma. E domanda non tecnica ma quasi una curiosità, quanto ci metti mediamente, so che è una domanda un po' che può sembrare banale, a costruire uno strumento? Ma allora, mediamente vanno dai 280 alle 300 ore per costruire uno strumento. Poi, finito lo strumento in bianco, bisogna verniciarlo, perché la verniciatura è una parte importante dello strumento, nel senso, a parte estetica, perché lo strumento prende un colore. La vernice viene fatta da noi liutai su delle antiche ricette che ci tramandiamo da maestro ad allievo. Cioè, ognuno si fa la propria ricetta, si fa la propria vernice, scioglie le resine nell'alcol, la bagnomaria, le decanta, le filtra, insomma le colora. Usiamo coloranti naturali, tutte le resine sono naturali e la stesura viene fatta, secondo la scuola che io seguo, solamente in estate, cioè io costruisco d'inverno e vernicio d'estate, ma questo non è un vezzo, è una come si può dire, è una caratteristica tecnica della vernice. La stesura della vernice nel periodo caldo è sicuramente migliore. Si parte con il violino in bianco, si effettuano le prime mani di vernice con la vernice trasparente, la stessa vernice composta da più resine, si aggiunge un colorante naturale che può essere la curcuma, può essere lo zafferano e gli dà il colore giallo, perciò questa vernice trasparente diventa gialla e il violino comincia a diventare giallo. Poi la stessa vernice gialla si aggiunge del legno di sandalo filtrato, colorato, l'alcol colorato di arancio, il violino comincia a diventare arancio. Poi per ultimo, per dargli quel tocco di caratteristica della liuteria italiana, della verniciatura italiana, usiamo il sangue di drago, che non ha niente a che vedere con Harry Potter, ma è una radice fossile di un albero che, triturata e lasciata in alcol, lascia questo colore rosso rubino, che aggiunto in poche gocce, in quantità limitata, nella vernice che era diventata da gialla arancio, diventerà rossa, perciò le ultime mani daranno quel colore rosso che è caratteristico della scuola italiana. Il colore rosso poi non permane mai, ma come tutti i colori, con la luce del sole, anche non diretta, perdono il pigmento e perciò avremo delle sfumature che permetteranno a questo strumento, dopo 200-300 anni di usura, di avere delle caratteristiche estetiche che faranno intravedere gli strati di vernice con colore diverso che sottostante danno quel fondo di brillantezza, insomma. Si nota la tua estrema conoscenza, esperienza, ma soprattutto rispetto della natura del legno, che poi dovrà continuare a vibrare grazie prima alle tue mani e poi alle mani del musicista. Assolutamente, è un passaggio di testimone. I miei clienti sono giovani musicisti che, finito il loro percorso di studio, iniziano la professione, perciò finito il corso universitario al conservatorio, devono acquistare uno strumento che gli dà delle possibilità acustiche diverse magari dagli strumenti da studio che si sono comprati prima, perché non avevano magari quella possibilità di acquisto importante, insomma. Perciò si comprano lo strumento per la vita e se lo coltivano, gli fanno il rodaggio e la vibrazione dello strumento è in simbiosi con il musicista. Tanto è vero che se lo portano dappertutto perché fa parte del loro io, insomma, no?
non tanto di suonare, anche se vorrei provare, ma mi è venuta voglia di imparare a fare qualcosa. Non è che mi puoi insegnare? Perché no? Cosa ti posso far fare? Vediamo un attimo. Dai, andiamo. È un piacere essere con Francesca all'interno di questo luogo che trasuda storia. Siamo nel cuore di Padova, ma precisamente dove, Francesca? Siamo in realtà tra la Specola, quindi la Torlonga della famiglia dei Carraresi, il Castello Carrarese e Prato della Valle, quindi siamo davvero nel centro, nel cuore della città. Siamo anche all'interno di un bastione cinquecentesco, ma in un raggio di pochi metri abbiamo anche una torre trecentesca, che è una torre probabilmente risalente alla costruzione di un Francesco da Carrara, quel Francesco da Carrara, Francesco il Vecchio, che ospiterà e regalerà ad Arquà una casa a Petrarca. Abbiamo un'associazione culturale, il Giardino della Torre, io sono la responsabile culturale di questa proprietà, e Marta Drius è con me come responsabile organizzativa, e poi abbiamo una famiglia che ci sostiene, la famiglia Cracco Rossi Chauvenet, che fin dall'inizio, noi siamo giovani, è un'associazione che nasce 3 anni fa, quindi insomma siamo agli inizi, ma abbiamo un'idea precisa, che è quella di creare qui un cenacolo culturale. Chi vuole venire a portare cultura del territorio è il benvenuto. Cara Francesca, grazie. Io mi sposterò di pochi metri dove ci sarà Alessio ad accogliermi, che ci farà degustare un vino del territorio prodotto dalla famiglia in Val Policella, che è una zona ricchissima dal punto di vista culturale, ma soprattutto enologico, e quindi faremo un brindisi insieme con un piatto che ci ricorda la tradizione veneta. Francesca, grazie di cuore. Grazie a te. Sono contentissimo di essere qui con Alessio, che ringrazio. Grazie a te. Questo luogo meraviglioso, una sorta di Padova ipogea, perché siamo all'interno di un antico bastione della cinta muraria veneziana. C'è una temperatura davvero gradevole all'interno di questa architettura antica, ma che ci restituisce la forza di Venezia durante il Rinascimento. Addirittura c'è un piatto della tradizione veneta, Elise Bisi, che ci ha preparato Ioneia, che ringraziamo. Giusto. Però Alessio, all'interno di questo luogo incantevole si fanno degustazioni, certo, riunioni, convention, tantissimi eventi. In questo caso noi degustiamo invece il vino. Certo. Che vino è, da dove proviene e perché si trova qui? È un prodotto che rappresenta decisamente il territorio della Valpolicella, con i vitigni tradizionali della zona, Corvina, Corvinone e Rondinella, che sono inseriti nel blend di questo vino. Io te lo farei assaggiare, se sei d'accordo. Assolutamente sì. Ok, è un territorio in cui abbiamo una struttura di terreni molto variegata, con una matrice molto minerale, in particolare la Marna, che conferisce caratteristiche uniche a questo prodotto. Allora, io ti inviterei a notare intanto questo colore decisamente rubino, abbastanza scarico dal punto di vista della trasparenza cromatica. Sono 10 giorni di macerazione, il vino non fa passaggio in botte di legno, è un prodotto che gioca molto sulla croccantezza e sulla freschezza, perché
ti invito a notare questa nota di frutto rosso molto fresco, molto appunto tendente a una croccantezza come la marasca, anche un po' la fragolina, c'è una nota erbacea, una punta leggerissima di pepe e anche un floreale. Perché ho scelto l'abbinamento con riso e bisi? Siamo su un piatto che gioca molto sulle morbidezze, l'amido del riso, i piselli, quindi mi serve qualcosa per contrastare, quindi fare un abbinamento per contrapposizione con la spalla acida e la mineralità di questo prodotto assieme alla sua persistenza. Ritengo che sia un connubio molto armonico per questo abbinamento. Grande Alessio, quante ne sai, eh? Grazie. Pazzesco. In questo luogo Tornate a meraviglioso. trovarci. Assolutamente sì. Facciamo un brindisi Certo, a alla questo vostra. piatto della tradizione, a questo Assolutamente. vino straordinario. Grazie, viva! Ivo Gallo. Dimmi Lele, Ma sei contento? Contentissimo, è bellissimo, è stato bellissimo. Lasciamo la città di Padova con un po' di tristezza, Sì, ma sì. con tanta gioia nel cuore. Sì, perché? Abbiamo visto Padova- tantissime cose belle, Per esempio, l'orto botanico. e poi alcuni dei cicli dell'Urbs Picta, il nuovo patrimonio mondiale UNESCO, una città ricchissima di storia, cultura, ovviamente l'università, la seconda più antica del mondo, e tutta questa bellezza architettonica che ci ha davvero donato emozioni sincere. Bravo. Se sei d'accordo, Sono d'accordo. chiuderei con una frase di Galileo Galilei, Ok, tratta dal dialogo sopra i due massimi sistemi. bravissimo. Diceva: chi mira più in alto si differenzia più altamente, e il volgersi al gran libro della natura, che è il proprio oggetto della filosofia, è il modo per alzar gli occhi. Da Ivo Gallo Ma soprattutto dalle Marcassa. si chiude questa nostra avventura. Se vorrete, ci vediamo ancora alla prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Tutti a Padova a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri brutti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole.